Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda l'informazione live su friulitv.net, 14:59 primi per chi ci ascolta e vede in diretta, dunque aggiornamenti di cronaca dal Friuli Venezia Giulia. Il Corpo Forestale Regionale, attraverso il Nucleo Operativo per l'attività di vigilanza ambientale NOAVA, ha concluso un'importante attività di controllo e repressione di reati in materia venatoria. Dopo settimane di indagini tra i vigneti di Corno di Rosazzo, è stato colto in flagranza di reato un cacciatore che esercitava l'attività venatoria con una carabina dotata di silenziatore, visore notturno ed intensificazione di luce, mezzi che sono vietati nella pratica venatoria e pertanto i forestali hanno proceduto al loro sequestro. Ulteriori indagini in corso. E adesso cambiamo completamente argomento, parliamo anzi dei numeri del Covid in Friuli Venezia Giulia, per dire che su 4.426 test e tamponi sono state riscontrate 392 positività. Nel dettaglio, su 2.732 tamponi molecolari, 122 nuovi contagi, 1.694 i test rapidi antigenici, 270 i casi, le persone ricoverate in terapia intensiva sono 3, in altri reparti 84. Lo rende noto la Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia nel bollettino quotidiano. Oggi non si registrano decessi. E adesso restiamo in tema sanitario, ma per una bella iniziativa che è avvenuta oggi a Udine, perché si è svolta una breve cerimonia presso la radioterapia di Udine per la donazione da parte della Banca di Udine tramite la LILT, sezione provinciale di Udine, e ODV di Udine, di uno strumento per tutti i pazienti oncologici candidati a radioterapia. Presenti il direttore medico dell'ospedale di Udine, Luca Lattuada, Marco Trovò, direttore della radioterapia, per l'associazione LILT il presidente Giorgio Arpino, per la Banca di Udine il presidente Lorenzo Sirk. Nello specifico si tratta del sistema per tatuaggi Comfort Market 2.0, finalizzato alla creazione temporanea e precisa di punti di riferimento sulla cute del paziente per il trattamento radioterapico. Lo strumento permette la creazione sicura, precisa, indolore e a profondità controllata di punti di riferimento semipermanenti, finalizzati al posizionamento del paziente durante il trattamento radioterapico. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash. Come sempre ulteriori news sul nostro sito friulitv.net o attraverso le nostre pagine social collegate. Grazie per la visione all'ascolto, non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Torna, dopo lo stop imposto dalla pandemia, la tradizionale fiera dei vini di Corno di Rosazzo. 5 giorni tutti da vivere tra degustazioni, enoturismo, la mitica e unica grigliata come una volta e tanto divertimento. Il tutto all'aria aperta, di giorno e di notte, anche in caso di pioggia. Se sei un vero adoratore di Dio Bacco, a Corno devi andare perché chi beve solo acqua ha un segreto da nascondere. Fiera dei vini a Corno di Rosazzo, ingresso libero. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.